Una notizia bomba è arrivata alle orecchie dei tifosi del Napoli questa sera, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Il giovane attaccante Ange-Johan Bonni, 20 anni, continua ad essere monitorato con attenzione dal Napoli per un eventuale ingaggio nella prossima stagione. Il talento francese, che attualmente milita nel Parma ed è alla sua prima esperienza in Serie A, aveva già attirato l'attenzione del Napoli quando militava in Serie B, e gli osservatori del club avevano seguito da vicino la sua crescita. Anche dopo il cambio di gestione sportiva del Napoli, con Giovanni Manna che ha preso il posto di Mauro Meluso, l'interesse per il promettente attaccante rimane forte. Nicolò Schira, esperto di mercato dei trasferimenti, ha affermato che il Napoli ha cercato di ingaggiare Bonni nella scorsa finestra estiva, ma il Parma ha considerato il giovane non trasferibile all'epoca. Tuttavia, secondo alcuni retroscena, il Napoli starebbe preparando una nuova offerta per assicurarsi l'attaccante per la prossima stagione. Bonni è considerato un giocatore dal grande potenziale, in grado di rafforzare ulteriormente l'attacco degli azzurri sotto la guida di Antonio Conte. Ora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate di questo possibile acquisto. Pensate che Ange-Johan Bonni possa essere un buon acquisto per la prossima stagione? Ha le carte in regola per fare la differenza nell'attacco del Napoli? Lasciate un commento qui sotto e condividete la vostra opinione su questo giovane talento che potrebbe arrivare nel nostro club.